Spintoni, calci, pugni, urla in mezzo alla strada. La rissa ripresa dal telefono di un residente. Il video di quanto accaduto pochi giorni fa in Piazza dei Gasperi a Padova è rimbalzato nelle chat dei vari comitati di quartiere. Una situazione sempre delicata in una zona ai margini della stazione, al limite della zona rossa. A fronteggiarsi, a quanto sembra dalle immagini, due gruppi rivali. La colluttazione raggiunge l'apice quando uno dei contendenti si sfila la cintura e comincia a rotearla come una frusta. I residenti chiedono un intervento. La situazione, probabilmente complice il caldo, si sta un po' degradando. Ora non si incolpa nessuno, perché il caldo vale anche per chi lavora, e ringraziamo anche il questore e il prefetto di intervenire sempre. Non facciamo neanche una colpa all'amministrazione, ma se si dice che ci sono queste 1000 telecamere, evidentemente c'è un lavoro di base da fare, di preparazione, di analisi della situazione, per impedire che succedano queste recrudescenze, perché non si tratta del fatto impulsivo, poi tra l'altro non era neanche eccessivamente violento, però sono cose che sono sgradevoli per i residenti. I residenti hanno avuto diversi eventi nelle ultime settimane, questo è un po' l'apice di tutta una serie di situazioni in cui è stata anche malmenata una ragazza. Un episodio che torna a puntare l'attenzione in un luogo della città dove appena un paio di settimane fa una ragazza di 23 anni era stata aggredita da un gruppo di stranieri che l'avevano spintonata e strattonata a terra perché l'avevano vista al telefono e pensavano stesse chiamando la polizia. Lungo i muretti delle aiuole qui in Piazza dei Gasperi da tempo sono stati posizionati dei dissuasori per impedire il bivacco, ma la presenza di spacciatori e sbandati è abituale nella zona. Bisogna adottare dei provvedimenti restrittivi, bisogna adottare dei provvedimenti in modo da dissuaderli dal fare questo tipo di cose. Ho la sensazione, parlando anche con altri colleghi di altre aree, che ci siano in atto diverse associazioni di natura mafiosa tra questo tipo di organizzazioni. Mafiosa cosa significa? Significa che si proteggono l'un l'altro nello svolgere questo tipo di fatti criminosi sostanzialmente. Una sorta di rissa tra bande, tra... Esattamente così. Ripeto, i cittadini, quelli normali che pagano le tasse, che vanno a lavorare, vorrebbero essere tutelati.